No, I'm not a writer. Fantastico, abbiamo trovato il passatempo, abbiamo perso il guinzaglio di Zippy e adesso stiamo diventando, cioè io sto diventando scemo a trovarlo. Buono ragazzi, molto buono. Trovato! È tipo, sai, quando cerchi le cose dopo sono il primo posto, sono proprio all'entrata, perché dopo vedi di là c'era il parco, noi abbiamo cercato come scemi in tutto il parco, cioè io me ne sbattevo un cazzo. Don't worry, ti ho puntinato anche la panchina. La panchina sostanzialmente è questo panorama qui, poi c'è questo laghetto che ce l'hai di fronte. A destra c'hai praticamente la continuazione del laghetto, a sinistra c'è il percorso che ti congiunge con l'abbazia e dietro invece c'hai proprio l'abbazia, insomma, con la continuazione del percorso, cioè ci fa proprio tutto il giro attorno. Veramente molto molto carino come borghetto, è stato classificato come uno dei borghi più belli d'Italia. Allora aspetta, io mi sto impegnando a non diventare un canale volgare, però vedi, quando fai quelle cose lì sei un po' stupidino. Bello però anche star qua a far niente in controluce così, e questo in fondo fa parte del fare quello che vuoi, no? Perché io potrei visitarmi il borghetto, no? Che è molto bello, per carità l'avevo già visitato. Però sto bene qua e quindi sto qua, no? Discorso dell'altra volta,
Uno pensa che andare in giro, visitare eccetera sia la cosa bella, no? Ma in realtà devi analizzare ciò che veramente vuoi. Cioè ti sei seduto un attimo qui in questa panchina in mezzo ai campi, in mezzo a questo canaletto, stai da Dio, continua a stare da Dio, no? Qua così. Vedi, vado da Dio a puntinare quando ho il CP libero, quando devo tenerlo al guinzaglio invece è una roba incredibile perché giustamente Poretta anche lei vuole andare dalle sue parti, quindi delle micro tiratine ci sono sempre e vengono tutti i video mossi e non riesco e questo e quello, mentre quando ci sono queste situazioni è una pacchia indescrivibile, in più si rilassa anche lei, faccio i video a lei, le foto, tutta un'altra roba. Vedi, continui la passeggiata e torni praticamente al punto di partenza dove c'è il ponticello e entri nell'abbazia.